A passeggio per il centro storico di Venezia, vestito da donna con gonna e orecchini. Giorgio Asti, poliziotto, non si era reso conto di essere stato visto da due colleghi. Da quel momento, era il 2006, per lui è iniziato un incubo. La segnalazione per un atto ritenuto provocatorio, il procedimento disciplinare e il licenziamento per comportamenti lesivi per il prestigio del corpo di polizia. Ora il TAR del Veneto ha stabilito che sarà necessario rivalutare la posizione del 52enne, che nel frattempo non ha trovato alcun tipo di occupazione ed è stato costretto a vivere nella casa degli anziani malati genitori con solo la loro pensione. Il tribunale amministrativo avrebbe giudicato il comportamento dei vertici della polizia viziato da eccesso di potere e illogicità della motivazione. Ora l'ex poliziotto potrebbe tornare in servizio con la possibilità, forse, di richiedere anche il pagamento degli stipendi arretrati. Perché il Tribunale amministrativo regionale ha riaperto questa ferita di Giorgio Asti? Perché negli anni, d'accordo, soprattutto in questi ultimi anni, la scienza ufficiale ha finalmente riconosciuto l'importanza, la drammaticità del famoso DIG, che sarebbe il disturbo dell'identità di genere, di cui a quanto pare e a quanto scrivono alcuni esperti e studiosi, parrebbe che una persona su 10.000 soffre di questo disturbo.